E buonasera a tutti, direi, ma proprio a tutti. Questi sono gli occhiali del bel gioco, non mi ricordo se erano del bel, comunque si trasformano. Buonasera, si va live perché non c'ho tempo. Non c'ho tempo di organizzarmi, di fare i video come si deve, di editarli e di farli così, quindi vado live. Se qualcuno si collega è bene, se qualcuno non si collega è male. Magari tu lo stai guardando dopo perché non eri online e non ti è arrivata la. Se vi iscrivete e cliccate sulla campanella, saprete quando vado live e quindi ci si può discutere su certe cose. Una prima riflessione va fatta sull'ultimo video che ho fatto, che era la reazione alla conferenza di Sarri. E chiaramente, caso chiuso per me, ma bisognava farlo per chiudere proprio un caso che basta, cioè non se ne può più. E ho notato che vi piace molto. Siamo quasi a 10.000 visualizzazioni, commenti a tutta forza. Buonasera Matteo, Feleppa, buonasera. E insomma è piaciuto molto con i Juventini, falliti, stai rosicando. Quello che non capite è che uno deve fare pure un po' di cronaca, no? Succede una cosa e si discute. Uno dice una cacata e io ribatto, perché se i giornalisti non ribattono e non dicono guarda che non era Empoli-Milan, l'hai detto col Napoli, se non lo dicono lo devo dire io. È un fatto proprio che mi viene dall'interno. Sacogivatore Albino, ciao, dimmi tutto. Ciao Stefano, benvenuti. Dimmi tutto. E quindi niente, feci quel video proprio per questo e continuate poi a scrivere. Io poi, dato che il canale sta crescendo, io a volte non riesco a controllare tutti i messaggi. Quindi siete fortunati se non vi cancello tutti. Perché poi ricordatevi che noi qua non lo facciamo perché 10.000 iscritti, soldi che entrano. No, lo facciamo perché vogliamo parlare di calcio e se voi scrivete tutte cagate, solo insulti così, io vi cancello. Però a volte non riesco a cancellarvi perché siete diventati troppi e quindi siete fortunati che il vostro messaggio rimane là, ma non vi cago. Quindi aspetto la domanda. Nel frattempo che aspetto la domanda, una riflessione su Manolas, sul caso di Manolas. Come fa il Napoli ad arrivare a Manolas? Cosa è cambiato? Come può il Napoli improvvisamente andare da una competitor, da una che lotta insieme a te fino a poco tempo fa per dare fastidio alla Juve, e si prende un titolare? Io penso che questa sia la prima volta che succede una cosa del genere. Il Napoli può prendere le riserve del Real Madrid o di una squadra importante, ma i titolari di una squadra importante credo sia la prima volta. Il Napoli può prendere il titolare della Sampdoria, il titolare dell'Udinese, che fa l'esplosione, che sai che diventerà un campione, ma il titolare della Roma penso sia la prima volta che succede. Ma James al Napoli o no? Mi scusi, mi chiamo Salvatore e tifo Napoli. No, non mi devi dare del lei assolutamente. Salvatore, James per me è praticamente fatta, però chiaramente bisogna aspettare sempre l'ufficialità, perché anche con Manolas tutti quanti che si cacavano sotto, c'è l'intoppo, adesso succederà qualcosa e non arriva, il pappone che perde tempo. No ragazzi, ci sono dei tempi tecnici semplicemente. E la cosa bella è che improvvisamente il Napoli sta dall'altra parte del tavolo, fa la trattativa e la impone come cacchio vuole lui, perché era la Roma che aveva fretta di vendere, non il Napoli. Il fair play finanziario esiste, il Milan è escluso dall'Europa League. Ci rendiamo conto un attimo in che calcio stiamo vivendo? È diverso, non è più il calcio di Ferlaino, di Moratti, di Berlusconi, è un calcio completamente diverso dove i conti bisogna farli alla fine. E se sei il Real Madrid e il Manchester City, magari il Paris Saint Germain te la scappotti. Ma se non hai se non muovi quei soldi, può essere che ti fanno la festa. Vedi uno scenario possibile sia Lozano e James in entrata? Se l'ipotesi Insigne in uscita andrebbe bene secondo te? Stefano, lo vedo altamente possibile, e proprio per la questione dei procuratori. Quando De Laurentiis dice Albiolo ci ha fatto un piacere, facendo una brutta figura, perché non si dice secondo me. Non si dice, però è vero. E come non è vero mai ci credo. Non si dice ma è vero, perché Albiol non è andato ancora, non è ancora ufficiale, però intanto, avendo comunicato la sua decisione, ha costretto il Napoli ad accelerare i tempi. E
Chi era l'unico più forte sulla piazza con la clausola che si poteva prendere subito? Manolas. E il Napoli l'ha fatto. Cioè, quando il Napoli si mette in testa una cosa, veramente lo fa. E ha la possibilità economica di farlo perché negli anni è stato attento, fondamentalmente. E inoltre, perché lo può fare? Perché ha dei rapporti finalmente con Raiola. E quindi, oltre ad averci fatto un piacere al Biol, secondo me, e questo è il succo di tutto il discorso, ce l'ha fatto Insigne il piacere. Insigne, scegliendo Raiola o Raiola come procuratore, ha costretto il Napoli ad averci a che fare. E De Laurentiis non è uno che si fa mettere i piedi in testa da Raiola. De Laurentiis sono due grossi personaggi, probabilmente entrambi antipatici e presuntuosi, e quindi si va allo scontro. Ma averci a che fare come amico, finché non succede una cosa brutta, che è facile che succederà con conosciuti personaggi, è buono, perché ti trovi dalla parte tua uno che spinge per darti Manolas, e conviene perché la Roma sta affondando e il Napoli è sempre in ascesa. Quindi sotto questo punto di vista, essendo Raiola anche procuratore di Lozano, se Insigne ci dà quell'impressione che è insofferente, che non regge la pressione della piazza, va bene. E Lozano potrebbe rappresentare clamorosamente anche quell'opzione che possa agire anche da vice Milik in alcune fasi, perché attacca la porta e vede la porta come pochi altri. Lozano è una bestia, se vedete i video di Lozano. Poi è chiaro, campionato olandese e tutto questo, ma se è vero il fatto del campionato olandese, parliamo pure di De Ligt, parliamo anche di Milik. Milik ha fatto 20 gol in Italia quando non ha avuto le ginocchia rotte. Vogliamo parlare di Younes? Younes ha avuto un ottimo impatto e secondo me Younes giocherà quest'anno assai. Tu sei uno di quelli pro o contro la cessione di Insigne e perché? In questo momento sono neutrale. Sono neutrale perché sappiamo che Insigne ci ha dato tanto e ci può dare, sappiamo cosa ci può dare. Sappiamo anche dove viene meno, però psicologicamente. Se uno ha intenzione di prendersi un rischio, per me, a parità anche economiche, via Insigne dentro Lozano con James. Chiaramente James non deve essere il sostituto di Insigne. James deve essere quel di più che ti fa fare il salto di qualità. E a tal proposito io ho fatto una cosina qua, boom, perché non è che parliamo a vanvera. Bisogna capire che cosa serve al Napoli, perché il Napoli si sta muovendo, ci sono molte trattative eccetera eccetera, ma qual è lo scenario per il 2019-2020? Allora, in porta non abbiamo chiaramente problemi perché Meret è una garanzia e va bene così. Ospina e Karnesis credo siano i naturali sostituti come sono stati quest'anno. Ci abbiamo sempre Sepe, che però credo voglia andare a giocare, non lo so, è rientrato dal prestito, non si sa. In difesa, Di Lorenzo probabilmente sarà il titolare, ma se la gioca con Malqui. Siamo lì, perché Di Lorenzo deve avere l'impatto con la piazza Napoli. Malqui l'ha avuto. Malqui ha dimostrato di avere una ottima propensione offensiva che Ancelotti apprezza, e quindi fasce alte, difensori terzini alti. Di Lorenzo c'ha fisicità, ha fatto un ottimo campionato. Insomma, secondo me se la giocheranno partita dopo partita, anche perché non ci sono titolari inamovibili per Ancelotti. Non abbiamo gli 11 base, abbiamo una squadra che tutti quanti adesso definiscono liquida, questi nuovi termini calcistici, fluida, diciamo Valerio, fluida. Quindi Di Lorenzo Malquit là, Manolas chiaramente viene per fare il titolare, non c'è dubbio, a fianco a K2, e si deve solamente ragionare e anche Gulam, si deve ragionare ora sui sostituti di questi qua, perché se è vero che a livello centrale siamo coperti, perché c'è Chiriches, c'è Luperto, c'è Maximovic e c'è anche Tonelli che rientra, quindi due probabilmente andranno via, non so chi, perché Chiriches pare si sia aggiustato la spalla, ma non ci fidiamo, almeno io non mi fido. Un ottimo difensore che però senza giocare si fa male, quindi non mi fido. Luperto in prospettiva può fare ottime cose, ma è sempre in prospettiva, non è che ti dà quell'affidamento nell'anno in cui devi provarci sul serio, perché questo è l'anno in cui devi provarci sul serio fondamentalmente. Tonelli a me non è mai dispiaciuto. Guerriero non gli devi chiedere di impostare, però, perché Tonelli Albiol è una cosa, Tonelli Manolas ne è un'altra. Va a finire che andiamo in difficoltà, però ti garantisce qualche gol, ti garantisce lotta.
È interessante capire. Maximovic è quello che terrei perché all'occorrenza può fare il terzino destro nelle partite in cui hai bisogno di più difesa. Il problema ora è a sinistra, perché se Rui è vero che se ne vuole andare come Yussai, ci serve un terzino che dia da rifiatare a Gulam quando servirà. Teo Hernandez verso il Milan, Lazzari, vabbè, ma Lazzari era più probabile per la destra, quindi è arrivato Di Lorenzo, Lazzari va alla Lazio. Ci serve un terzino sinistro. Sì, Stefano, è proprio così. Castagne era una delle ipotesi probabili, Castagne dell'Atalanta, però lui pare voglia giocare a destra, se si deve adattare. Dicono le notizie che escono che non si vuole adattare a sinistra tutto l'anno a fare la riserva, lo capirei pure. Quindi serve un terzino sinistro e non ho proprio idea da dove uscirà. Uscirà qualche nome che non è mai stato fatto finora, perché si parla sempre di Grimaldo, ma sono nomi che si fanno tutti gli anni. Vedremo i procuratori che cosa vogliono. Centrocampo, situazione delicata. Fabian è esploso definitivamente, si è consacrato, adesso tutti quanti si sono resi conto che è fortissimo. Però, un attimo, perché comunque questo centrocampo del Napoli, sì, lo possiamo chiamare 4-4-2, ma si muovono tutti, in fase di impostazione è un macello. Quindi non dobbiamo per forza pensare che sono due là vicino, Callecon si stringe, Insigne sale più sopra, in questa formazione che ho ipotizzato. Quindi servono dei giocatori, i famosi giocatori liquidi. Il mio sogno sarebbe uno scambio con Guaglio, con Mario Rui Grimaldo. E Matteo, sì, nel senso è un sogno, ma è anche fattibile fondamentalmente. Non è così campata in aria come idea, considerando insomma il valore di Mario Rui, che ragazzi, per quanto ci possa non piacere, per quanto abbia fatto degli errori, non ci sono molti terzini con quel valore in giro per il mondo. Tutto mancino, con ottima tecnica, ha tirato pure un pare belle punizioni, se vogliamo dirla tutta. Poi ti fa l'errore, non ha una fisicità straordinaria. Quindi va bene che il Napoli punti a migliorare, ma bisogna valutarli questi qua. Perché la bellezza è aver venduto Diawara a 21 milioni di euro. Diawara probabilmente li vale 21 milioni di euro perché è giovanissimo e crescerà, e probabilmente la Roma si ritroverà un buon giocatore in squadra. Ma al Napoli non serviva più perché sono cambiate le strategie, sono cambiate le prospettive, e il Napoli si è permesso di dire: questo qua lo paghi quanto lo devi pagare, e fondamentalmente a noi Manolas ci è venuto a costare poco e niente, che ci serviva, mentre Diawara potrebbe non servirci più, sempre che vai a prendere un Veretù, vai a prendere anche un Bennasser. Devi però assolutamente confermare Allan, non c'è dubbio, perché se mandi via Allan, cioè se mandi via, si arriva all'offerta pazzesca per Allan, allora devi avere un centrocampista potenzialmente titolare. Se la gioca Zielinski là in quella fase, sicuramente anche lui. Non dobbiamo avere troppa paura che Zielinski e Fabian non ci sia un incontrista. Lo capisco, ma non dobbiamo avere troppa paura, perché il Napoli punterà a fare la partita molto spesso. Quindi non dobbiamo avere problemi. Vincenzo Nulli, secondo me quest'anno è scudetto. Vincenzo, non me la sento di dire così, ma sicuro te la giochi. Sicuro te la giochi se questa cosa viene confermata, questa immagine che ho creato qua, e fai degli ulteriori innestini. Io ho messo Cagliacon titolare per esempio in questo momento, perché è difficile per me toglierlo dallo schieramento iniziale. Però ci puoi mettere James là, ci puoi mettere quindi Mertens vicino a Milik, sei ancora più offensivo. Insigne lo puoi sostituire con Younes o con Zielinski, o metti Fabian sulla fascia sinistra, quindi Zielinski all'asse centrale. In attacco siamo belli, vivaci, cioè ti vendi Verdi e prendi James. James, io credo che questo mercato sia da elogiare finora. Poi a meno di clamorose cessioni dell'ultimo minuto, che non credo avverranno. Io ho sempre sostenuto che volevo Belotti, che mi piacerebbe la punta, però già così
serve in questo momento, con questa formazione, il vice Milik e Mertens, il che è poco, quindi qualcosa deve arrivare, perché altrimenti devi confermare uno tra inglese lì, Vinicius, ma non credo, perché sono giocatori che hanno mercato, quindi tu puoi disfarti di questi qua su cui non hai puntato e fare un acquisto che ti dà anche una botta di entusiasmo all'ambiente e allo stesso spogliatoio, perché lo spogliatoio ha bisogno a un certo punto di certi ingressi e innesti che scuotono tutti quanti e si mettono sotto per un po' di competizione e fare meglio, perché non si devono sentire il posto assicurato, se lo può sentire Ames il posto assicurato, Kalidou Koulibaly, e nemmeno Meret nemmeno il portiere, quindi va bene, io credo che ci divertiremo. Giuseppe Di Leo, ciao, benvenuto a tutti, siete 12 che state ascoltando, mi fa piacere, e ricordatevi, se siete juventini e volete insultarmi fate pure, ma io poi vi cancello, non c'è problema. Se ho tempo, se non ho tempo mi avete insultato, bravi, non c'è problema. Io ritengo che Verdi, poco utile alla causa, sia un buon giocatore e a Torino dovunque vada farà bene, una sorta di Dennis o Zapata 2.0. Stefano, sono d'accordissimo, io sono un fan di Verdi. Cioè, per me un giocatore che tira i calci di punizione e i calci d'angolo con tutti e due i piedi non può che essere un grande gioca a pallone. Il problema è che in questa squadra, in quella fase dei trequartisti nell'ala destra e alla sinistra, servono giocatori con più impatto. Verdi è come se la sua manovra sia un attimo troppo lenta per il tipo di calcio verticale che vuole fare Ancelotti, che servono più strappi, più velocità nell'ultima fase che poi ti porta all'assist o al tiro. Verdi purtroppo ha fatto un'annata tra infortuni e sfortuna, non ne chiude buone e capitano le scommesse che perdi, e dove va farà bene, sono d'accordissimo. Ricky D'Ambrosio, ciao. Matteo Feleppa, per me sarebbe un mercato da 9.9,5 se oltre a Di Lorenzo e Manolas arrivassero Veretù, Ames, Castagni e Duvan. Però sinceramente non riesco a immaginare un mercato, manco io. Però guarda che se ti fermi a Duvan, cioè se arrivassero Veretù, Ames e Castagne, magari non proprio loro, Ames credo di sì, Veretù potrebbe arrivare un altro posto di Veretù ma di pari valore, Castagne un altro ma di pari valore, di pari nome, questo succederà e va dato 9. Duvan mi sembra un po' troppo, perché essendo una punta ed è una prima scelta per molte squadre, e poi dipende anche dalla sua idea, se vuole venirsi a giocare di nuovo una panchina con Milik, perché quello poi è il problema che l'ha fatto partire. Duvan voleva giocare titolare, sapeva di potersi giocare un'occasione a Udine e a Bergamo e ce l'ha fatta. Poi è esploso, tutto a posto. Certo, ricreare Duvan Ames non sarebbe affatto male come intesa dei colombiani. Secondo me la Colombia si tinge d'azzurro, però credo che costi un po' troppo al momento. A meno che, perché visto che Inglese anche vuole giocare, il procuratore ha proprio detto che si vuole giocare le sue chance da titolare, vuole fare 50 partite da titolare, allora potrebbe esserci uno scenario dove l'Atalanta si prende Inglese e allora tu ci lavori e fai un pacchetto di acquisto, ti pigli il terzino, ti pigli Duvan, fai una bella cosa, perché per esempio Ilicic è sparito dalla circolazione da quando poi la trattativa Ames è venuta fuori, perché i giocatori sono simili. Ma se Verdi è lento nella giocata, Callejon ci vuole lo ma Callejon, attenzione, Callejon non è lento. Verdi, la differenza tra i due secondo me è che Verdi cincischia e poi prova il dribbling, prova a puntare l'uomo e non ci riesce, perché, ma secondo me è pure una questione fisica, non è stato proprio bene fisicamente, perché comunque ce l'ha lo spunto Verdi, a differenza che Callejon non ha lo spunto, non ha il dribbling. Però Callejon sa dove stare, sa dove andrà il pallone, ha lo scatto sul fuorigioco, ti scappa dietro, copre, ti fa il quinto di fascia, quindi quasi in fase difensiva, quasi terzino all'occorrenza. Ancelotti sta studiando per spostarlo più al centro, quindi fargli fare la mezzala all'interno di centrocampo quando sale Di Lorenzo, quando sale il terzino. Insomma, Callejon è di una preziosità tattica. E poi non ci scordiamo, che sono pochi giocatori al mondo che riescono a fare
190 partite su 195 senza farsi mai male, senza farsi mai espellere. Sono pochi. Quindi questi giocatori qua meglio averli che cederli. Verdi purtroppo ha avuto un impatto un po' così, sembra quelle storie non è andata, è stata buona, cioè tutti ci vogliamo bene lo stesso. Questo è. Tommaso Di Pietro, secondo te in attacco a parte James terremo Driss come vice Milik? Allora io terrei Driss come vice James, e all'occorrenza può fare anche la prima punta. Per me Mertens deve rimanere perché è l'ultimo simbolo. Io lo voglio bene, però ci dobbiamo anche liberare di questo concetto, ragazzi. Ci dobbiamo liberare. Driss non si chiama Ciro, si chiama Driss, e per quanto possa amare la città, arrivano i cinesi e se ne va. Se lo chiama il Bayern di Monaco se ne va. Cioè dobbiamo purtroppo Allan, se arriva l'offerta, Allan se ne voleva andare a Paris Saint-Germain, poi si è baciata lo stemma dopo, ma se ne vanno. E dobbiamo metterci in testa che lo stesso accadrà con Koulibaly, perché Albiol ci ha fatto un piacere, perché abbiamo potuto prendere Manolas adesso e non essere costretti a prenderlo l'anno prossimo per la gola, quando poi dovevamo sostituire Koulibaly con Manolas. In questo momento possiamo fare un anno con tutti e due, e poi l'anno scorso magari se ne andrà e ci mettiamo l'anima in pace. Basta simboli, basta bandiere, non esiste, non ci sono. Guardate la Roma come ha trattato Totti e De Rossi. Cioè, anzi, il Napoli li tratta fin troppo bene. Siamo noi che dobbiamo sganciarci da questa mentalità, perché non funziona. Non è più così, purtroppo. La stessa Juventus con Del Piero ha trattato una chiave. Poi se li riprendono, Buffon che ritorna per battere il record di Maldini. Poi dice che io parlo della Juventus. Ma voi siete brutti, fate delle cose brutte. Richiamare Buffon, ma lo stesso Buffon che ritorna, si lascia come Bonucci. Siete proprio, fate brutta gente. Proprio per vincere qualsiasi cosa. Un altro record, Buffon, il più grande. Ritornerà ad essere il più grande, perché quest'anno non lo è stato. Ritornerà a essere il più grande portiere di tutti i tempi. Per comunque il ruolo di rinforzare di più il centrocampo non ci siamo numericamente. È vero, ne abbiamo risentito la partenza di Marek, Fabio Zerischi, Allenson, Rog. Ma pure Rog secondo me troverà squadra. Perché sì, in teoria adesso c'hai Rog come vice Allan, ma non ha mai veramente funzionato. È così. Quello che intende essendo due centrocampisti, e sono abbastanza d'accordo. Però se resta Allan, tu c'hai Allan, Zielinski, Fabian, e numericamente te ne serve un altro, uno solo, e poi c'hai in emergenzissima Callejon da mettere un po' più al centro. Puoi anche cambiare formazione, non ne devi avere per forza due là in mezzo, potresti averne anche uno se fai il famoso albero di Natale e poi le altre due sono mezzale. Quindi James ha giocato anche mezzala, James ha giocato pure centrocampista centrale nel Real Madrid, quando hai il dominio totale sulla partita. Quindi le soluzioni poi in teoria ci sono, però è chiaro che un acquisto di Avarà è stato venduto, ci vuole, perché eravamo corti l'anno scorso, sono d'accordissimo. Tommaso, no, io penso che ci voglia il vice Milik, e per questo mi piace l'idea di Lozano, perché Milik, il vice di Milik potrebbero essere Lozano e Mertens, uno dei due a seconda di chi più sta in forma, perché Lozano la può fare la prima punta secondo me, per come attacca, per come vede la porta. E quindi se rinunci ad Insigne, hai sempre Younes, hai sempre Zielinski, hai sempre Fabian, hai sempre Mertens da mettere in quella zona. Però se Insigne lo sostituisci con Lozano, Lozano può fare il vice Milik, Insigne no, Insigne soffre troppo come prima punta, falso 9, no, serve uno che la sua presenza in aria, Insigne vuole la palla sui piedi e la deve giocare, quindi ci vuole qualche altro movimento. Ci stiamo muovendo bene, ma è ancora molto molto confuso, la situazione non è definita. E poi bisogna sempre ricordarsi che il mercato lo fa il mercato, non sempre lo fanno le squadre, nel senso che l'occasione Manolas si è creata con la situazione di Albiol e con la sua clausola in scadenza. Si crea l'occasione e tu devi essere bravo ad approfittarlo. Questo poi è la cosa. Tu non è che puoi sempre cercare
mi serve la punta, vado a prendermi la punta. Non è così facile, secondo me. E poi oggi il mercato lo decidono i procuratori e questi vari personaggi mediatori che chiamano, ti servirebbe questo, guarda che quello non vuole stare più in quella squadra. Allora se tu fai l'offerta al giocatore, poi costringi la società a vendertelo a buon prezzo, perché il giocatore accetterà la tua offerta a prescindere e punterà i piedi. Questo sta succedendo nel mercato. Fortunatamente il Napoli sta in una situazione buona, dove addirittura in Italia è la seconda forza in questo senso. L'Inter anche, sicuramente. Il Milan è strano perché comunque esce da tutte le cose, però c'ha sempre il nome. C'ha sempre il nome. Cessione importante. I papabili partenti potrebbero essere Allan o Insigne. Sì, però non è detto. Non è detto. Dipende da se Insigne vuole giocarsi un altro anno e farci ricredere tutti, oppure no. Francesco Bencivenga, il beautiful sei tu. Ricordiamoci che Francesco Bencivenga è il mio Maradona personale. Poi questo è un video che non ho postato su YouTube, l'ho postato solo su Facebook, ma era una roba bellissima. Poi ne parleremo. Boh, non lo so, Insigne secondo me non c'è nessuno che fa l'offerta che vuole la Lotas. La Lotas credo intendi De Laurentiis. E siamo d'accordo. Ma questo poi è il discorso, capito? Tu vuoi vendere Insigne, ok? Nello scenario Insigne Lozano ti piace come cosa, ma non se lo compra l'Ajax Insigne, non se lo compra il Liverpool, non se lo compra il Real Madrid. Insigne chi lo vuole? Perché è un giocatore che ha un valore alto, ma per quei soldi si muovono altri tipi di giocatori di solito, che ti garantiscono più gol. Se il Paris Saint-Germain vende Neymar di nuovo a Barcellona, altra follia totale, allora probabilmente si liberano si aprono nuovi scenari. Non perché il Paris Saint-Germain voglia comprare per forza Insigne, ma perché avrà dei soldi da spendere in quella zona del campo e quindi comprerà un giocatore che libererà un posto in un'altra squadra. Sono queste poi le dinamiche che rendono tutto imprevedibile e difficile da fare. Esatto, questa è la domanda che è impossibile da rispondere. Non ti può rispondere nemmeno Pedullà, figurati io, perché veramente sono parole al vento sotto questo punto di vista. Però sicuro, quello che è sicuro, dobbiamo vendere Yusai, dobbiamo vendere Rui, perché se ne vuole andare. Verdi un ass è furetto, mi piaceva pure, ma il Napoli sta lottando per lo scudetto, non si può permettere di aspettarlo. Come Ciciretti, un ass Ciciretti, stiamo là. Cioè sono giocatori anche validi tecnicamente, però li devi mettere in una squadra di metà classifica e farli fare il loro campionato senza le pressioni che ci sono a Napoli. Grassi, stessa cosa, un buon giocatore che però non ha mai fatto la differenza, tanti problemi fisici anche. Vinicius ha fatto bene dove ha fatto l'anno scorso, ma non sono tutte pedine di scambio per cose più pregnanti, più valide, più pronte, perché quest'anno servono i giocatori pronti. Non mi ricordo chi diceva il fatto quest'anno è scudetto. Io non mi sento di dire quest'anno è scudetto, perché io non mi posso dimenticare Orsato e non possiamo fare finta che fischio d'inizio tutte le squadre hanno le stesse possibilità, perché il calcio la palla è rotonda. Guagliù, ditemi quello che volete voi, non è così, perché arrivata ad un certo momento la Juve perde i punti solo quando ha vinto matematicamente, altrimenti no, le vince tutte in un modo o nell'altro. In un modo questi qua verdi o nell'altro. È così, non c'è niente da fare. Quindi mentre io sono fiducioso e so che questo impianto di gioco, questa squadra può fare ottime cose e può anche giocarsela con l'Inter e con la Juve, io devo sempre tenere presente che bella e buona, no, un rigore che stanno questa domenica non lo hai, perché devi perdere 2 punti. È così. Questa partita la pareggi perché è così, e quelli là al 90esimo la svangano, perché gli do il rigore al momento giusto. Purtroppo non mi sentirete mai dire ma il calcio è inutile parlare degli arbitri. No, se ne parla, perché è evidente. Ci sono alcune situazioni dubbie dove il dubbio può cadere dalla parte del più forte, e capita anche al Napoli, perché il Napoli fortunatamente è diventata una delle squadre forti del campionato, quindi nel dubbio si può anche aiutare il Napoli. Poi ci sono alcune cose dove il dubbio non c'è.
Non c'è il dubbio. Non è una situazione che dici, ah, la guardi al VAR e nemmeno sei sicuro. No, no, no. Chi l'ha alzata proprio e chiude così. Gol, con l'arbitro a fianco, che se nemmeno stava dormendo, non sentiva lo spostamento d'aria, e Pjanic non viene espulso. Quindi non resta, quella cosa la resta, ma resta quella come simbolo. Poi ce ne sono decine altre. Non posso fare finta di niente, mi dispiace. Esatto, Tommaso. Quale giocatore ti piacerebbe a centrocampo? Non lo so, è difficile fare nomi in questo momento. Di quelli papabili, Veretù non è male, non ti cambia molto, ma a noi serve un fatto, serve numero. Servono giocatori pronti e serve un numero fondamentale, perché i titolari sono questi qua. Tra Zielinski, Allen e Fabian giocheranno loro tre. Poi serve uno che deve essere pronto quando uno c'ha il raffreddore. Facessi un campionato a parte, sono d'accordo, Vincenzo? Io sono d'accordo, figurati. Devono vincere il campionato perché lo devono vincere. Figurati quest'anno con Sarri, dopo Allegri, devono dimostrare ancora di più. E poi farsi la Champions in tranquillità. Non lo so, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, ma non possiamo fare finta che non sia vero. Barella sarebbe stato l'ideale, sono molto d'accordo con te, Pasquale. Non ho capito se la situazione con l'Inter si è un attimo frenata e pare addirittura la Roma si sia inserita. Però poi mi farebbe strano che Barella preferisce andare alla Roma e Manolas invece preferisce andare al Napoli. Sono strane situazioni dove i procuratori hanno le risposte e noi no, perché poi alla fine è tutto un giro di soldi. Mario Usai Verdi, Sepe, Tonelli, Inglese, se li vendiamo tutti sono 90 milioni circa e spero che vengano ben investiti. Sì. Ormai Ames ci spero troppo e se non venisse ci rimarrei male. Anche io, Matteo, ci rimango male. Ames può essere sostituito nella mia testa da Lozano subito. Cioè sfuma Ames subito, dichiari l'acquisto di Lozano. Però Ames è una stella. Ames, stiamo parlando che c'è Cristiano Ronaldo, poi c'è Messi, poi c'è Neymar, poi c'è Ames. A livello di mediatico, non dicite, non abbiate ma Ibrahimovic è più forte. Un attimo. A livello mediatico, come followers, come azienda, come uomo azienda che sposta centinaia di milioni, sposta veramente gli equilibri economici della sua famiglia, non della sua nazione, è lui. Quindi se il Napoli prende Ames, prende tante cose, oltre a un ottimo giocatore che ha una tecnica mondiale ed è una stella che ti illumina il San Paolo. Eppure secondo me lui parierebbe. El Sime, grande Valerioni, i miei sono a New York proprio ora. Ah, bravi. Se prendiamo James e Lozano, conserviamo i big e facciamo qualche cessione con la sfravecatura, noi siamo noi la squadra da battere. Sono d'accordo nell'impianto generale del tuo messaggio, solamente il finale non lo condivido perché sono sempre quelli là. Mo hanno dichiarato che hanno preso Rabbiola, hanno dichiarato, mi pare ufficiale, altra operazione da 70 milioni. Cioè il Napoli ha preso Manolas, è un gran colpo, ma è un'operazione che la clausola a costare 35-36, ma gli hai venduto di Avarà, quindi il Napoli comunque non ha fatto un colpo da 70 milioni. Cioè l'operazione da 70 milioni, perché poi bisogna parlare degli ingaggi, dei bonus, degli sponsor, eccetera eccetera. È un'operazione che il Napoli sta cercando di fare con Ames. Ecco perché non si chiude subito, oltre al fatto che lui sta ancora impegnato in Coppa America, eccetera eccetera. Sono situazioni delicate. Se il Napoli oggi può permettersi di prendere Manolas e fare lui le regole, è perché è stato attento negli anni precedenti. Se il Napoli non fosse stato attento, non ce lo potevamo permettere. Non potevamo permetterci di trattenere Allan a gennaio l'anno scorso. Non puoi permetterti di trattenere Koulibaly per così tanti anni. Hamsik. E quello è il fatto. Purtroppo lo so, uno vorrebbe fare la menata di coriandoli e la può fare, però a volte la menata di coriandoli, se non ti va bene, visto che non ti garantisce la vittoria, ti può andare nelle cosiddette pacche. Ma sai che bello se la Juve perde quest'anno dopo che ha preso Sarri? Tommaso, l'abbiamo detto, c'ho una telefonata, non posso rispondere al telefono. L'abbiamo detto quando se n'è andato Higuain. Sai che bello se perdono proprio quando non ha...
L'abbiamo detto quando hanno preso Cristiano Ronaldo. Sai che bello se proprio quando hanno preso Cristiano Ronaldo. E lo diciamo quest'anno. Sai che bello se proprio Sarri. È logico dirlo ed è giusto dirlo e pensarlo. Però io ho sempre il dubbio che sono più forti e se i soloni se quelli dello spogliatoio, come si chiama? I senatori, no i soloni. Se i senatori si mettono d'accordo a seguire le indicazioni di Sarri, che poi non saranno quelle che lui diceva al Napoli, gli lascerà libertà di fare i cazzi che vogliono loro, è difficile battere perché sono comunque i più forti. Poi devono succedere delle cose. Un Inter che dice in Lega, sentite, noi abbiamo investito milioni e milioni di euro, vogliamo combattere per lo scudetto. E allora la Lega dice aspetta, rispettiamo un attimo l'Inter. E se De Laurentiis dice siete delle merde, fatemi arrivare almeno fino alla fine, così i tifosi del Napoli hanno qualcosa su cui sognare e almeno vanno allo stadio, perché oramai noi siamo fatti così. A proposito, lo stadio è bellissimo. Ma perché è bellissimo? Perché c'è quell'effetto di muro azzurro, come se tutta la gente stesse sugli spalti indossando le magliette. Noi potevamo avere questo effetto anche semplicemente andando allo stadio, non avendo lo stadio nuovo con i sedolini nuovi. Però teniamolo bene. Io ho comprato la maglietta su Amazon, poi mi arriverà tra breve, farò il video. Non sono entusiastissimo della maglietta, del design, non mi fa impazzire, ma l'ho comprata. Cercate di capire quello che sto dicendo. Manolas pagato 16 milioni con incluse cessioni di Avanare è un affare per il Napoli. La Roma non l'avrebbe mai venduto a quelle cifre se non avesse avuto la clausola. Pasquale è giustissimo, e anche per il fatto che stavano a problemi con i soldi e dovevano incassare. Poi li reinvestiranno magari, ma per una questione proprio legale, fiscale, devono fare questi movimenti qua entro un certo coso, perché il Milan l'abbiamo visto fuori dall'Europa League, non fuori dalla Champions League, fuori dall'Europa League. Ci rendiamo conto di quello che stiamo parlando? Sperando che i vandali non distruggano il San Paolo. Esatto, Pasquale, esatto. La maglia è orrenda. Sì, sì, non mi piace tantissimo, devo dirti la verità. Non so se la terza è quella là rossa e nera come giravano le immagini, e la seconda è tipo bianca e grigia, non mi ricordo, però non sono proprio soddisfattissimo del... Pare che queste cose bianche richiamino lo stile degli anni 70, ai tempi di Vinicius, però ho solo letto, non ne ho idea. Pezzi da cedere sarebbero tanti, Rock, Verdi, lui, inglese. Sì, sì, il tesoretto ci sarebbe, ma assolutamente. Io non ho... Il problema è prima piazzare... Esatto, il problema è prima piazzare questi qua, che tu poi sai di avere a disposizione una cifra e poi li puoi reinvestire. Finché questi qua non se ne vanno, se non hanno le offerte così, devi anche tenerteli e magari sfoltire con dei prestiti alla fine, perché tutti questi qua che ho scritto qua possono tranquillamente essere le seconde linee di quest'anno. A noi piacerebbe vederli andare via e vederli sostituiti. È una sorta di mini rivoluzione che il Napoli non ha fatto e che non credo voglia fare, perché l'impianto è sempre quello. Però gli innesti servono proprio numericamente, non c'è niente da fare. E il Chucky Lozano è un mostro. Spero si riesca a concretizzare, pure io, pure io. Forte, forte, forte. Sicuramente lo stadio è notevolmente migliorato, però penso sia inguardabile la pista atletica. Purtroppo ADL non fa lo stato nuovo, so che non dipende unicamente da lui. Sì, ma sappiamo, cioè, lui poi lo dice pure chiaramente. La Juventus ha fatto lo stadio, è costato solo 50, no, 25 milioni, perché 50 gliel'ha dati la regione. Insomma, sono tutte cose vere, fondamentalmente. È antipatico, però fondamentalmente le cose vere le dice. Non è facile, a Napoli non è facile fare niente, manco musica, manco la musica, lo sta, la chitarra, eccola qua. Manco la musica era facile fare in Italia e Pasquale lo sa. Quindi è difficile. La pista atletica è anche bella perché adesso è azzurra, però non ci... Cioè, nel senso, il Napoli, il San Paolo era una bolgia anche con la pista atletica, quando il Napoli era seguito e faceva quelle cose incredibili, le salvezze pazzesche o le promozioni incredibili. Adesso no, adesso è un secondo posto. Chi non ci interessa, preferisco andare a mangiarmi la pizza. Camba fa.
Se non vendiamo pezzi grossi e con gli innesti di cui si parla, quest'anno possiamo sperare. Sì. Ma anche se, oddio, hai detto la suggestione Ibra. Esatto. Allora, il fatto che mi fa pensare a questa cosa è solamente la presenza di Raiola. Devo dire una cosa. Io purtroppo, allora, Ibrahimovic, Ibra e Ames e Manolas, se non scattano gli abbonamenti là, io non so che cosa dovrebbe fare il Napoli. È giusto chiamarlo suggestione per vari motivi. Primo, non credo che lui venga a farsi la panchina, perché mi sembra evidente che il Milik dell'anno scorso comparato all'Ibrahimovic dell'anno scorso si fanno 50 e 50. Ragazzi, io lo vedo giocare a Ibrahimovic, sta giocando in America, quindi vedo tutti gli highlights eccetera eccetera. Mi fa una pena incredibile. Gioca con 10 giocatori scarsissimi contro 10 giocatori scarsissimi, quindi dovrebbe fare la differenza da solo. A volte la fa, prende la palla, la schiatta nel set perché nessuno lo marca, non lo sanno marcare. Ragazzi, Ibrahimovic è una pena da vedere, e se lo metti nel campionato italiano Tonelli gli fa il culo così e non gli fa toccare un pallone. Mi sto sbilanciando, poi magari viene eccetera eccetera. Ibrahimovic in questo momento è la fine della sua carriera. Può andare in Cina, può andare a fare il titolare in una squadra piccola in qualche campionato importante, ma in una squadra come il Napoli Ibrahimovic verrebbe a fare la riserva al 50% con Milik. Cioè, se Ibrahimovic sta bene fisicamente quella settimana, se la gioca e magari Milik non viene troppo demoralizzato dalla presenza di un altro che vuole crescere come Duvan, Ibrahimovic sarebbe un'ottima possibilità. Ma è una pena, ve lo dico. Cioè, arriva Ibrahimovic, tu ti compri la maglietta e Ibrahimovic risulta lentissimo, improvvisamente impacciato. Ma perché l'età? Sta giocando in un campionato dove non ti alleni, cioè sta facendo la bella vita e beata is. E io non credo che da Los Angeles Ibrahimovic venga a Napoli a rovinarsi l'immagine che ha. Ibrahimovic è un dio per la maggior parte della gente che lo ha visto giocare ad alti livelli. In America non lo vede nessuno, si sta mangiando dei soldi infiniti. Sta bene dove sta. Servono giocatori utili, gli abbonamenti e il marketing li fai con James. D'accordissimo, Sime, esattamente. Sarebbe quel di piuissimo Ibrahimovic al Napoli, ma se ne è parlato da quanti anni? Quando Ibrahimovic aveva addirittura ancora la fisicità e la possibilità di fare la differenza. Quest'anno non la farebbe, quindi se viene Ibrahimovic è perché devi fare un favore a Raiola. Che vuol dire che nell'affare Manolas ti devi prendere Ibrahimovic e lo devi pagare. Però quando lo devi pagare Ibrahimovic? 20 milioni all'anno? Non lo so quanto ne prendi in America, ma è impossibile. Anche se il messaggino è arrivato dallo stesso che disse di Ames. Lo diede per certo quando non ci credevano nessuno, quindi magari qualche cosa, un pourparlers si sarà fatto. Ma perché De Laurentiis è pazzo, non per altro. Allora, io sono di Torino, confermo che alla Juve merda hanno steso i tappeti rossi per lo stadio. Esatto. Personalmente a Ibra ci credo poco, solo che prendono quanto mezza rosa attuale. Esattissimo. Ibra non verrà, passeggio, servono giocatori utili, l'Adidas già spinge per l'anno prossimo. Per esempio, vedi tutte queste cose, tu pensi, voglio quel giocatore là, un attimo. Qual è lo sponsor principale di questo gioco? Perché il giocatore ha uno sponsor che probabilmente deve prendere piede sullo sponsor che hai tu, quindi probabilmente già sai che se prendi Ames stai stipulando un contratto anche con la Adidas, e quando stipuli un contratto con la Adidas magari stai parlando per farne il tuo sponsor tecnico. Ragazzi, un'altra cosa e poi chiudo perché devo andare via a lavorare. Io qua a New York magliette della Juventus purtroppo ne vedo parecchie in giro, le vedo indossate, le vedo nei negozi, e nei negozi ci sono poche magliette. C'è stato Barcellona, perché ci sono molti latini qua che parlano spagnolo, c'è Barcellona, Real Madrid, la Juventus e poche altre, Paris Saint Germain, Manchester United, a volte il City, poche altre. La Juventus c'è, loro con il marketing internazionale lo sanno fare, l'hanno saputo fare, perché Ronaldo ha cambiato la storia della Juve a livello di marketing.
e sono pieni di debiti, però le magliette le vendono. Quindi poi non lo so se riescono ad apparare tutti i debiti che hanno con queste situazioni qua, ma la presenza internazionale esiste e io soffro tantissimo. Che entro in un negozio e la maglietta del Napoli non la trovo, perché la maglietta della K non la trovo. Ora, sappiamo che la K e la Lete hanno dato più soldi al Napoli di quanto ne offriva la Nike e probabilmente, non lo so, fatemi un altro nome che non sia la Lete, un altro la Volkswagen, che poi è stato partner del Napoli se non mi sbaglio, ma per avere quello stemma davano meno soldi di queste società qua. Quindi la priorità per De Laurentiis sono stati i soldi. La K, la Lete sono... Se vuoi accettare meno soldi, però vuoi vedere le tue magliette in giro per il mondo, devi andare Nike, devi andare Adidas, devi andare Puma, uno di questi tre marchi almeno, e sperare che poi ci sia una distribuzione. Ma poi dipende da te, perché devi fare poi tu un'ottima Champions League, devi fare ottime figure in Europa, e allora lì le tue magliette compaiono e io mi diverto a vedere gente con la maglietta del Napoli a New York. Altrimenti devo andare nel club Napoli e lì è facile trovarli. Ma per la strada, a caso, trovi quelle della Juventus e io soffro parecchio. Va bene, io vi saluto ragazzi, è stata una 45 minuti di live. Vi abbraccio tutti. Ciao Francesco Volpe, penso che ora dobbiamo concentrarci sul terzino sinistro, un bel centrocampista, sono d'accordissimo. Saluti da Sassuolo, la maglia mi piace, dai, ma quella del 91 punti è stata la più bella. Non lo so se è stata quella la più bella o i 91 punti sono stati più belli. Non lo so, però sì, alla fine a me piacciono tutte, ragazzi. Cioè, sì, quella del 91 punti la sto guardando adesso, sta là appesa. A me anche quando non mi piace, perché c'è sto Stemmoro Napoli e mi basta così. Mi piaceva la mimetica, mi piaceva quella gialla, quella rossa. Quelle gialle, via. Va bene. Vi bacio, vi abbraccio, fatemi sapere, vabbè, voi siete iscritti sicuramente. Nel caso in cui tu, che ti sei visto tutti questi 45 minuti, sei incredibile, ti apprezzo tantissimo, iscriviti, clicca sulla campanellina, così ci vediamo la prossima volta e magari mi dite anche il prossimo video del Napoli su cosa volete che lo faccia. Vabbè, adesso comincia il ritiro, quindi ci saranno di cose di cui parlare. È difficile parlare per 45 minuti, sembra Umberto Chiariello. Un bacio, ciao.